proprio attraverso la distinzione tra l'approccio tradizionale e l'approccio moderno e capire il perché, questo già ti dà una mano. Solo vedendo questo video ti darà una mano a livello del tuo collo. Quindi la fisioterapia tradizionale, vediamo un attimo cos'è che dice, cioè la spiegazione del dolore della fisioterapia tradizionale e l'approccio moderno. Nella fisioterapia tradizionale, quello che ci viene detto attraverso appunto anche in questo studio, il paziente viene detto che il problema è diciamo all'interno dei propri muscoli o della postura o delle articolazioni. Quindi quello che si va a fare è dalla mobilità a livello di queste tre cose, muscoli e articolazioni principalmente, mobilità e rinforzo. Tutto qua. La fisioterapia tradizionale lavora sul fisico puramente, ok? Quindi l'approccio invece moderno, che possiamo sempre chiamare fisioterapico, perché io sono laureato in fisioterapia, ma non uso questo più approccio tradizionale al dolore cronico, perché non funziona semplicemente o perché vediamo anche qui 1 su 10 ha beneficio, e qua la spiegazione del dolore viene spiegato in un ambito diverso, più del sistema nervoso centrale, dicendoti: guarda che il dolore che tu senti al collo è una sorta di protezione che è memorizzata nel sistema nervoso centrale, nel cervello, ed è per quello che sta andando ancora in contrazione.